73 scuole, partecipanti da tutte le province del Veneto e anche dalla Croazia per un patrimonio immenso da studiare e tramandare. È l'8º concorso per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto, la festa del popolo veneto che ha vissuto al Teatro Goldoni di Venezia la cerimonia di consegna dei 31 premi alle scuole e classi vincitrici, tra loro anche gli alunni di Campese e di San Giuseppe di Cassola. Abbiamo ripetuto quella che è la leggenda di San Martino, l'abbiamo drammatizzata, abbiamo realizzato dei disegni, una lampada di San Martino, il biscotto di San Martino, per far sì che i bambini fossero protagonisti principali di questo concorso. I bambini entusiasti, bambini che recuperano una propria identità, nonostante la loro tenera età, sono consapevoli che sapere da dove si viene è veramente molto importante per sapere dove si vuole andare. I progetti presentati al concorso hanno toccato vari ambiti: la lingua veneta nel teatro, nella musica e nella poesia, il territorio regionale con il suo patrimonio storico-artistico ed enogastronomico, le leggende, i misteri e i personaggi che hanno saputo valorizzare e lasciare un segno nella storia veneta. Abbiamo la fortuna appunto di poter avere anche storici di un certo livello come il professor Angelo Chemì, una scrittrice, Cristina Bellemo, e quindi questo fatto ci permette di collaborare continuamente con il nostro territorio. Così Campese, mentre gli studenti di San Giuseppe. Abbiamo presentato un lavoro sui beni culturali e sul patrimonio, insomma, storico-artistico del territorio a noi vicini. Cosa dovevano fare i ragazzi? Dovevano creare delle opere d'arte, diciamo, immedesimarsi come artisti con dei disegni e sculture sui beni del territorio: Canova, Jacopo da Ponte e Giorgione.